E siamo al momento della scuola, il momento in cui i concorrenti vanno a prendere ripetizioni. Il primo a occupare l'aula è Alex di Luzzana. Alex, mi senti? Sì, ti sento, ciao. Ok, non badare troppo ai ragazzini discoli che vedi alle tue spalle. Quando mi dici vai, io parto. Mi raccomando, se non la sai, chiedi aiuto, eh? D'accordo, vai pure. Prima ringrazio il nostro sponsor Pavoni e Valli, che è quello che ha offerto anche gli occhiali che indossi. Esatto. Ok, vado? Vai, vai. Chi era soprannominato l'Aquilotto di Bergamo? Aiuto. Antonio Locatelli, Antonio Brighenti, Mario Stoppani. Locatelli. Di che paese è Niki Kadei, il quale ha partecipato all'ultima 24 ore di Le Mans? Aiuto. Castelli Calepio, Villongo, Parzanica. Villongo. Che mestiere faceva Tito Terzi? Aiuto. Fotografo, scultore, pilota di rally. Scultore. Come si chiama l'arbitro di un torneo di Mura? L'arbitro. In italiano la morra. Aiuto. Marqueur, Guidas, Falquet. Falquet. Cosa viene prodotto col melone retato di Calvenzano? Cosa viene prodotto? Oltre al melù, ovviamente. Melù che siamo. Aiuto. Saponi, confetture, colle. Colle. Chi guidava la Compagnia della Morte che sconfisse il Barbarossa nella battaglia di Legnano del 1176? Aiuto. Bertoldo IV, duca di Zeringen, Alberto da Giussano, Ariberto d'Intimiano. Alberto da Giussano. Con quale pseudonimo è famoso il pittore Jacopo Negretti? Cassetti? Aiuto. Palma il Vecchio, Polidoro da Caravaggio, il Pitentino. Il Pitentino. Cos'è un foral o un serforal? Aiuto. Un buco, un bruco, un cero. Un buco. Come viene chiamato il laghetto di Mozzanica? Laghetto. Aiuto. Rotondo, azzurro, delle trote. Azzurro. Quanti chilometri componevano il complesso minerario di Schilpario? 14. Ok, fermiamoci qui. Vediamo adesso come si comporta Michele di Valsecca. Stasera chieden dai tichi, invece arde il baby qui. Seconda parte della scuola, se n'è andato Alex di Luzzana e adesso abbiamo Michele di Valsecca. E che ho già lì chitarata, se me tu di chi film di spionaggio. Michele, dimmi. come ti trovi nella nostra classe? Non è male. Non è male. Un po' severa, La maestra? Però d'altronde bisogna capirla, guarda che elementi che deve tenere a bada. Quando sei pronto dimmi via e io parto. Nato pronto. Urco Giuda, siamo fina pura. Chi era soprannominato l'Aquilotto di Bergamo? Galassomia. Aiuto di Aiuto, aiuto. Antonio Locatelli, Antonio Brighenti, Mario Stoppani. Antonio Locatelli. Di che paese è Niki Kadei, il quale ha partecipato all'ultima 24 ore di Le Mans? Aiuto. Castelli Calepio, Villongo, Parzanica. Villongo. Che mestiere faceva Tito Terzi? Chi è? Aiuto, aiuto. Fotografo, scultore, pilota di rally. Pilota. Come si chiama l'arbitro di un torneo di Mura? O Morra? Aiuto. Marqueur, Guidas, Falquet. Falquet.
Cosa viene prodotto col melone retato di Calvenzano? Oltre al melone stesso. Aiuto. Saponi, confetture, colle. Confetture. Chi guidava la Compagnia della Morte che sconfisse il Barbarossa nella battaglia di Legnano del 1176? Aiuto, aiuto. Bertoldo IV, duca di Zeringen, Alberto da Giussano, Ariberto d'Intimiano. O l'Alberto da Giussano. Con quale pseudonimo è famoso il pittore Jacopo Negretti? Aiuto. Palma il Vecchio, Polidoro da Caravaggio, il Pitentino. Pitentino. Cos'è un foral o un serforal? Aiuto. Un buco, un bruco, un cero. Un cero. Come viene chiamato il laghetto di Mozzanica? Aiuto. Rotondo, azzurro, delle trote. Mozzanica delle trote. Quanti chilometri componevano il complesso minerario di Schilpario? Aiuto. 20, 40, 60. 40. Stop. Allora, partiamo da capo e vediamo chi di voi due è andato meglio. Chi era soprannominato l'Aquilotto di Bergamo? Antonio Locatelli, l'avete saputo entrambi. Il paese di Nichi Cadei è Villongo e anche qui l'avete saputo entrambi. Tito Terzi era un fotografo, famoso fotografo, e non l'avete saputo. L'arbitro di un torneo di Mura si chiama Oshor o marqueur, non falquette. Con il melone di Calvenzano si fanno, ci si poteva arrivare, delle confetture, non delle colle. Era troppo banale. L'ha saputo Michele. Ah, te le sai? Te di confetture. Ah, sì. Sarà guadagna, pensa a te. A guidare la Compagnia della Morte che sconfisse il Barbarossa c'era Alberto da Giussano, l'avete saputo entrambi. Jacopo Negretti è famoso con il nome di Palma il Vecchio, non l'avete saputo. Un foral o un serforal è un cero, l'ha saputo Michele. Il laghetto di Mozzanica è il laghetto azzurro, l'ha saputo Alex. E i chilometri del complesso minerario di Schilpario erano 60. Alex ha totalizzato 4 punti, Michele ne ha totalizzati 1, 2, 3, 4, 5. Per un soffio in finale ci va Michele di Valsecca. Stasera chieden dai tiki, invece arde il bepi qui.